Cantine Sette Soli non è solo un'azienda che fa parte di un territorio, che è quello bellissimo e incontaminato di Menfi, nella costa sud-ovest della Sicilia, ma in un certo senso è il territorio stesso. Parliamo di una realtà fatta di 2000 famiglie di soci viticoltori che gestiscono un vigneto di 6.000 ettari, il vigneto più grande d'Europa. Con numeri così importanti, territorio e comunità sono i pilastri, i valori fondamentali dell'azienda di Cantine Sette Soli. Quest'anno a Vinitaly volevamo che questo venisse fuori molto e che fosse la base del nostro progetto di stand. Però volevamo farlo in maniera diversa, avendo un atteggiamento un po' di rottura rispetto al passato e rompendo un po' gli schemi. L'abbiamo fatto anche grazie ad un gruppo di architetti, giovani ma già molto validi, che erano alla loro prima esperienza di stand fieristici, quindi eravamo sicuri che il loro approccio sarebbe stato originale e con uno sguardo quasi vergine rispetto ad un progetto di questo tipo. Il risultato ci ha soddisfatto. Lo stand quest'anno ha degli elementi molto particolari. Innanzitutto è uno spazio aperto, assolutamente permeabile tra l'interno e l'esterno, e questo proprio innanzitutto a sottolineare l'aspetto di accoglienza, di ospitalità popolare della comunità di Sette Soli. Poi c'è l'aspetto molto forte del territorio, che è dato dalla struttura, innanzitutto, che è una struttura che sovrasta lo stand e in un certo senso lo protegge, lo custodisce. Poi c'è la pavimentazione, una pavimentazione che naturalmente in fase di realizzazione si creperà e che formerà un cretto, uno degli altri elementi tipici delle zone di Menfi. La naturalità e l'autenticità di tutto il progetto, sia nella struttura che nei materiali, è stato un obiettivo dall'inizio, proprio perché volevamo il più possibile restituire le atmosfere e la realtà di quei posti e soprattutto di quelle persone. L'aspetto infatti della comunità è stato quello che ci ha più intrigato, la sfida più importante. Abbiamo deciso di raccontare la nostra comunità attraverso pezzi della comunità. Abbiamo chiesto quindi ai nostri soci di prestarci per qualche giorno gli arredi che loro usano quotidianamente nelle loro case, quindi le sedie dove guardano la TV, i tavoli che usano per lavorare, gli arnesi di campagna. Questo perché proprio volevamo restituire la realtà di quelle giornate e le atmosfere che si respirano camminando a Menfi, che sanno quasi di canto popolare. La nostra comunità è stata molto orgogliosa di partecipare in questo senso e a noi è sembrato il modo più naturale e più autentico di rendere omaggio a quello che è il cuore pulsante, l'anima del nostro progetto. Perché quest'anno volevamo proprio fare questo, più che costruire uno stand per lavorarci, volevamo anche raccontare una storia, che è la storia dei nostri piccoli viticoltori che in realtà si prendono cura di un grandissimo vigneto.